Siamo qui al Teatro Pirandello con la prima studentesca dedicata agli studenti. Noi siamo venuti proprio per anticipare l'informazione e la notizia. Ricordiamo che lo spettacolo andrà in onda stasera alle 9 e domani in replica alle 17. Gaetano, allora presentaci la compagnia e una sintesi dell'opera. Grazie a TVA che è sempre presente al momento giusto. Inizio subito a presentare Marcella Lattuca è la madre, Viola Provenzano è Angelina, dietro di me Emanuele Carlino e Guglielmo, Silvia Frenda e Chiara, Arianna Vassallo è la mia assistente alla regia, me la tengo stretta, Franco Bruno è il giudice, il procuratore, mentre Nicola Pureo è il padre, Fabrizio Milano è Carlo. Io sono il giudice, sono l'altro giudice, si sa che è una storia anche di giudici, oltre che di conflitti generazionali, una storia molto attuale, una storia vera, una storia che, diciamo così, ci fa pensare a tante cose di oggi. Stasera alle 9, ma l'appuntamento è alle 8:30 per essere precisi, vista anche la pioggia, e domani alle 17:30. Devo anche comunicare, perché diciamo che ad Agrigento c'è una parola che va di moda, che è il sold out. È una parola, tu quando non sai che dire dici sold out. Allora, sold out. Ecco, noi purtroppo abbiamo un sold out continuo e ci dispiace invece, per cui ve lo facciamo pure sotto la pioggia, perché siamo contentissimi di questi sold out, ma saremmo ancora più contenti che tutta la città vedesse questo spettacolo, perché appartiene alla città, di più non posso dire. Ecco, sinteticamente cosa raccontate? Perché la gente dovrebbe venire a vedere Ombre? Perché la storia di Angelina, la storia di una ragazza di qua che vuole fare il magistrato, come tante ragazze, come tanti ragazzi che dopo il liceo hanno sogni, aspettative, ma c'è un uomo che la segue, ci sono tante ombre che la seguono, perché questa ragazza ha un segreto, anzi ha molti segreti, il primo dei quali è che ha una doppia vita, dunque la doppia vita di Angelina, ricordando Fassbinder, la doppia vita di Veronica Voss o addirittura Hitchcock con La donna che visse due volte, per cui ci rifacciamo a questi grandi modelli del giallo classico, lo portiamo facendolo diventare un giallo siciliano e siamo molto contenti. I ragazzi oggi del liceo classico e anche ieri ci hanno tributato un'accoglienza, un applauso. Non è bello parlare di se stessi, facciamo parlare gli altri. Grazie. Per par condicio sentiamo una donna, Angelina, no? Angelina cammina sulle sue scarpette sì. blu. Forse. Sì, sono Angelina io. è la madre, tutti e due. Sono io. Sì, è uno spettacolo che è assolutamente da vedere, ci abbiamo lavorato tanto, doveva andare in scena 2 anni fa e adesso l'abbiamo ricostruito tutto da capo con un cast nuovo e niente, vi aspettiamo calorosi. È uno spettacolo sicuramente nuovo, nuovissimo, è come se vedeste un film. Siamo sul palco ma è come se fossimo su uno schermo. Venite, verrete, speriamo. Non può entrare nessuno, è sold out, neanche il TVA riesce a entrare oggi. Arianna, abbastanza tu aiuti a Gaetano. Eccoci, io sono felicissima finalmente dopo 2 anni di riuscire a portare questo spettacolo agli studenti, perché 2 anni fa erano già più di 3.000 che avevano prenotato, poi siamo stati interrotti dalla pandemia e invece più di 3.000 ci stanno guardando in questi giorni fino a martedì mattina. E domani e oggi e stasera saremo qui per la città. Vorrei anche dire che questo spettacolo è naturalmente fatto anche dopo i 30 anni dalle orrende stragi, si parla di giudice e non soltanto, per cui è uno spettacolo che diciamo, raccoglie le emozioni di tutti noi quando si parla dei grandi giudici, purtroppo delle grandi stragi. Cerchiamo di dare il massimo e di essere all'altezza di questo compito.